Prostovoľci ze SKD sme mieli dvom. Kaj vedou naši someščani v slovenskej manjšini. Zaradi tega smo se odločili, da gremo in preverimo. Prima domanda di rito. Sai cos'è la minoranza slovena? Sì, Bene. sono degli ottimo. sloveni che vivono in Italia. Sì, cioè io faccio parte della minoranza slovena, quindi parlo sloveno come madrelingua. Certo, perché io ho abitato per 25 anni a Opicina. Direi di sì, Conoscete quindi qualche parola, forse tu o te? Ma guarda, ti insegno qualcosa. Ti ha insegnato? Frase, dai. Sì, dai. Vai, chiedi qualcosa in italiano. Come va? Kakoya. Dober dan, solite cose basi. Come si dice buongiorno, so. E come si dice? Dobro jutro. Fantastico. Sdavavo, dober dan. Boh, quelle sì. Vabbè, certo, qualcosa, no? Però mi sa che mi fermo lì. Doberdan. Fantastico. Qualcos'altro tipo? Sto pensando alle robe che mi aveva insegnato Samu. Non mi ricordo. Dober dan. Sì, Proprio quelle basi, Sì, certo. no. certo. no, proprio io sono bilingue italiano-inglese, quindi Sì, proprio sì, non... beh. Sì, anche qualche parola. Sì, per esempio buongiorno ho già più. Ah, ecco, boh. Dopo se hai qualche amico sloveno, qualche parente, sloveno di qua, del Carso, del... Sì, a Picina. No? Una compagna di classe in verità, Sara. Sì, Sara. Ah, bene. Non ci ho mai parlato. No, è il mio ex che era sloveno. Io sono mista, nel senso che ho tutti i parenti sloveni, croati, eccetera, però nessuno ha mai pensato di insegnarmi lo sloveno, quindi Sì, sì. sono monca di questa cosa qua. No, io non ho nessun parente sloveno. Poi anche io ho origini slovene, sono di Isola, sì. Non so, io ho mio cugino che comunque fa appunto scuola slovena. Allora, io sono mezzo italiano e mezzo croato, quindi non proprio sloveno. Sì, sì, beh, comunque è una minoranza. E amici ne ho moltissimi, ecologici. Sei mai andato a qualche festa tipo Sagre o Smize? No, non solo Carso? Sì, ho Smith, poi... Carnevale a Opicina? No, Carnevale a Picina no, solo Muggia. Beh, ma sempre su in Carso andiamo Anche le sempre, Smith, andiamo sì, sempre sì. in Carso, per cui è norma regola. Cioè, norma regola, veramente. Grazie. No. Qualcosa sul Carso, tipo... No, perché sono più piccola. Io sì, avendo comunque fatto scuole sia elementari che medie e superiori slovene, ho fatto parte, diciamo, di questa vita sociale. Non so se conta banne. Beh sì, allo Smith da più giovane andavo. Sì, però non sono mai entrata all'interno, cioè io ho avuto sempre tantissimi amici, ma non ho mai partecipato attivamente. E sa per caso anche qualche personaggio famoso, più famoso, sloveno? Boris Pahor? Beh, logico. Anche Miran Hrovatin? Oh. Sì, direi. Sì, sì. Visto che voi... Sì, sì. Appunto. Della minoranza no, conosco Luka Doncic rispetto al basket. Famosi, diciamo Boris Pahor. Boris Pahor, Ovviamente ok. lo scrittore. Sì, sì. Matti? No, io proprio no. Puoi dire anche di no. Direi di no. Sì, sentito nominare, insomma ho visto anche cose che ha fatto e tutto, però non ho mai seguito. No, non saprei. Ancora un'ultima cosa, sai cos'è il Narodni Dom? No. Sì. No? Questa è una domanda un po' più difficile, ma ti immagini un futuro per il Narodni Dom? Sai che adesso è tornata la comunità slovena, ti viene qualche idea di cosa potrebbe diventare? Diciamo che hanno tanti progetti in mente, da quello che so, e sarebbe comunque un punto cruciale sia per raccontare storia che magari far qualche evento in generale. Bisogna un po' vedere come cosa anche. Sai che no. Vabbè. Mi certo. dispiace, però. L'Hotel Balkan forse. Beh, io spero, allora, ti faccio questa, non è è tipo una mia idea, nel senso che secondo me le minoranze è giusto che ci siano, è giusto che partecipano attivamente alla comunità e che ci sia un'integrazione in tutto e per tutto.
Io spero che vi vada bene, se voi partecipate, insomma se siete attivi in questo, che vi vada bene e che comunque sia sempre più forte insomma, la coesione tra di noi. Perché grazie mille. Sì, beh. No. Hotel Balkan, mai sentito parlare? No. So, benissimo, so. C'è anche il Hotel Balkan. Sì, lo so, conosco. Cosa pensa del futuro? Sì. Beh, ma quelli erano regimi totalitari, fascisti. No, ma sì, però del futuro del Nord Dome adesso. Beh, li hanno restituito, no? Sì. Beh, giusto, no?